Trekking spettacolare e super panoramico non solo della Val di Fassa ma di tutto l'arco alpino. Al cospetto della Regina, la Marmolada, punto di partenza il passo di Fedaia a quota 2055 metri. Prime indicazioni: seguiamo il segnavia 601 per Rifugio Via del Pan e Rifugio Fredarola, classificato comunque per escursionisti esperti. Sentiero che parte subito molto ripido e a zigzag, anche lievemente esposto. È ben presente comunque il cordino metallico che ne garantisce la sicurezza in progressione. Potrebbe essere comunque più insidioso in caso di fondo bagnato. Ripido, ma lascio a voi ogni considerazione sul panorama che mi lascio alle spalle. Abbiamo appena superato la parte indubbiamente quella più impegnativa del trekking, quei 450 metri e anche più di dislivello positivo che ci portano in quota. Ora il sentiero si sviluppa sotto parete, fra pendii erbosi, con piacevoli saliscendi, proseguendo quindi sempre in direzione Rifugio Via del Pan, il numero 601. Ed ecco comparire anche fra le nuvole il gruppo del Sella. Panorama niente male, direi. La Marmolada alle mie spalle, ed ecco comparire anche il gruppo del Sella.
sentiero Via del Pan è un'antica via commerciale che collega il passo Fedaia al passo Pordoi. Il nome appunto deriva dai traffici di farina, di grano e appunto pane che si svolgevano su questo sentiero. E in un'ora e 45 minuti dal punto di partenza raggiungiamo il rifugio Via del Pan a quota 2432 metri. Abbandoniamo quindi il rifugio Via del Pan e proseguiamo per Baita Fredarola. In circa mezz'ora giungiamo al rifugio Fredarola, che ovviamente passiamo oltre perché non è di nostro gradimento, molto al di fuori del nostro stile, però ad ognuno i suoi gusti. Quindi ora imbocchiamo, anzi mantiamo sempre il 601 in direzione Passo Pordoi. In 2 ore e 45 minuti 700 metri quasi di dislivello positivo e 7 km e mezzo concludiamo questo bellissimo trekking. Al passo Pordoi, con la coincidenza di bus, torneremo al passo di Fedaia. Per dare qualche nozione tecnica, la prima parte, quella che dal passo di Fedaia porta al rifugio Via del Pan, è decisamente la parte quella più impegnativa, quella di livello almeno escursionistico. La seconda parte, quella che dal rifugio Via del Pan scende al passo Pordoi, assume un'impronta decisamente di carattere più turistico e adatto veramente a chiunque.